Gentili amici del blog di Venezia Laguna Nostra, allora ci siamo spostati di qualche metro dal filmato precedente dove eravamo sotto il cavalcavia di San Giuliano e come potete osservare siamo praticamente davanti alla carreggiata veicolare che porta poi ai Pili e al ponte di Eugenio Miozzi verso poi i Sestieri. Ma soprattutto, cari amici, siamo anche qui in presenza di alberature purtroppo che non ci sono più, che sono state tagliate, sono state eliminate nel giugno del 2013 lungo tutta questa asse, tutta questa zona che possiamo osservare che va dai Pili fino praticamente a questa semicurva che poi porta verso via Pacinotti, eccetera. Alberi che sono stati completamente eliminati, cari amici, come possiamo osservare, per piantumare anche qui praticamente la linea elettrica del nuovo sistema di trasporto Traslor vulgo tram, eccoli qui i pali, sono stati eliminati per un centinaio di metri, un filare lunghissimo, rigoglioso anche qui, che accompagnava poi il veneziano o il gentile ospite che veniva a visitare la nostra città dolcemente verso la laguna. Purtroppo, amici, non ci sono più anche qui e sono stati completamente eliminati. Allora, l'anno scorso, quando è successo il fatto che purtroppo gli alberi sono stati eliminati, abbiamo fatto ben 3 pratiche alla direzione ambiente e soprattutto al settore del verde pubblico, chiedendo il perché di questa cosa. Era praticamente luglio 2013, 3 pratiche nel giro di 5 giorni, dopodiché finalmente a distanza di un po' di tempo ci ha risposto la direzione ambiente e il settore tutela del verde dicendo che le aree erano private e chiedevano praticamente questi 2 uffici alla polizia municipale una verifica trattandosi di aree soggette a vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 157 decreto legislativo 42/2004. Potete trovare questa pratica visibile nel blog Venezia Laguna Nostra nel post numero 269 del 21 agosto ovviamente 2013. Ebbene, amici, è passato un anno, gli alberi non ci sono più, sono spuntati i pali del Traslor vulgo tram come praticamente a dimostrare che sì, le aree erano private, ma si sapeva benissimo il perché questi alberi, questo filare di alberature era stato eliminato appunto per piantumare la linea elettrica del Traslor vulgo tram. Le alberature che sono state tagliate, cari amici, in questo punto, e come possiamo osservare ormai la vegetazione ha preso il sopravvento addirittura di questa lunga scia di terra che poi conduce ai Pili, si è drammaticamente consumata anche da quell'altra parte, cari amici, esattamente dove possiamo trovare quel cartello, in tutta quella zona, e anche lì noi abbiamo fatto come blog una pratica dove a distanza di un anno non abbiamo mai ricevuto una risposta non solo che motivasse questa condizione di eliminazione delle alberature, ma ci specificasse come mai, cari amici, venivano eliminati gli alberi, se per merito, se perché erano oramai diciamo non sani, eccetera. Comunque questa è la condizione qui praticamente nella carreggiata che porta ai Pili, con le alberature che non ci sono più sia dalla parte destra del vostro schermo sia dalla parte sinistra, e in questa zona rigogliosa comunque che possiamo ancora osservare, ma che vede l'eliminazione di varie alberature al suo interno sempre lo scorso anno, lo scorso giugno del 2013. Ora, amici, noi interrompiamo qui questo filmato praticamente delle alberature sia in via Orlando che sotto il cavalcavia di via Righi che nella carreggiata veicolare verso i Pili. Ci spostiamo nei Sestieri di Venezia, esattamente in quello di Dorsoduro, e osserviamo un'altra condizione. Prima però di aver fatto un salto sempre qui all'altezza della Fincantieri, osservando invece come gli alberi vengono potati, vengono trattati. A tra poco, amici, al prossimo filmato qui praticamente a ridosso della Fincantieri.